Tre piccioni con una fava, abbiamo l'assessore del comune di Rosolina Gazzola, abbiamo Paco Massaro, vice sindaco di Rosolina, ma anche direttore, neodirettore del Parco del Detro del Po Veneto e il presidente del Parco del Po Veneto. Lei, presidente, sottolinea sempre questo. Ma l'abbiamo detto prima, va bene sottolineare che siamo Parco del Po Veneto sotto il punto di vista di credo del territorio, ma dobbiamo essere pronti e aperti anche ad allargare quello che è la proposta turistica, ma soprattutto quello che è l'immagine di un territorio che si chiama nel suo complesso Parco del Po. Ecco, si dice sempre, attenti a quei due, direttore e presidente del parco. No, ma in questo caso lei alludeva a questi due qua che sono il Comune di Rosolina. Vabbè, vedi che sta glissando. Perché il Comune di Rosolina fa la parte, diciamo, sotto il punto di vista turistico, balneare, la parte del Leone, invidiato nel senso buono sotto il punto di vista anche economico della macro area del Delta del Po. Però dai, vediamo in futuro cosa succede, perché senz'altro nasceranno e daremo spazio per avere tante altre attività che potranno sviluppare quello che è ormai la classica parola del turismo slow, turismo ambientale, che tanto tutti vorremmo in futuro avere. Ultima domanda. Delta del Po, in particolar modo l'isola di Ariano, terra di allevamenti, in questo momento anche di biogas, si sposa con uno sviluppo anche turistico del parco? Noi siamo per lo sviluppo, senz'altro, dobbiamo dare più attenzione allo sviluppo sostenibile. Per questi impianti dovremmo mettere non un'attenzione ma 10 attenzioni, sia sotto il punto di vista di qualità dell'aria, sia sotto il punto di vista anche di sviluppo, perché poi dopo, ora della fine, se andiamo a pensare che questi impianti qua creano 2 posti di lavoro e invece di quello che stiamo parlando per un turismo sostenibile crea 200 o 2000 posti di lavoro, lei capisce benissimo che sulla bilancia porta meno. Quindi il parco monitora questo? Assolutamente sì.